Sullo stupro di Palermo interviene la ministra Roccella, una legge non basta, limitare i porno per i minori. La ministra per la famiglia ricorda che un disegno di legge è già in Parlamento per migliorare il sistema di prevenzione sui casi di violenza sessuale, ma servirebbe anche un intervento sul piano educativo. Una legge capace di evitare casi come quello dello stupro di gruppo di Palermo non è possibile, ammette la ministra per la famiglia Roccella, che a margine del meeting di Rimini ha commentato la vicenda che ha portato all'arresto di 6 ragazzi. Secondo la ministra, perché certe vicende accadono sempre meno, sarebbe indispensabile un intervento sull'educazione dei più giovani, ai quali secondo lei dovrebbe essere vietato l'accesso in qualche modo ai video pornografici. È chiaro, continua la ministra, che casi come quelli di Palermo non si esauriscono e non si possono risolvere solo con una legge, anche la migliore. Bisogna intervenire sul piano educativo e bisogna intervenire anche sulla fruizione del porno per i minori. Ma non si tratta di pene, il problema è il nostro DDL, perché il governo ha presentato un DDL che dovrebbe cominciare il suo iter adesso, alla ripresa dei lavori, parte dalla prevenzione, quindi dal problema di come interrompere il ciclo della violenza e quindi dal rafforzamento delle misure cautelari, dall'ammonimento all'arresto in flagranza differita, al braccialetto elettronico, tutte cose che ormai i centri, per esempio, i centri antiviolenza, eccetera, hanno chiesto da tempo. E poi soprattutto un intervento sui tempi, nel DDL c'è questo, cioè una tempistica stabilita per assumere, intanto per valutare il rischio e quindi per assumere le misure cautelari, che non possiamo aspettare 1 anno, 2 anni. Ricordo che l'Italia è stata condannata per questo più volte dalla Corte europea. Non possiamo aspettare 2 anni per allontanare l'uomo violento o per decidere per un braccialetto elettronico, quindi 30 giorni di tempo. Questo è veramente innovativo e io penso che questo DDL possa davvero aiutare a interrompere il ciclo della violenza e salvare vite umane.